ricostruzione che hanno fatto. Ce n'è di un... Guarda come io. Guardi questo. Guardi lì come si sta cadendo sta la primaria, no? Sta rovinando completamente. Bellissimo, subito dopo quest'estate. Penso che il tetto che vengono tanto non veniva meglio questi materiali nuovi. Ma qui è stato fatto, con la cera. Con la cena. Con la cera un mese dopo. Ma quello lo prende da fuori, non è... Ma croce... Ah, ce l'ha un po' di più Non è che abbia ricontemplato. L'hanno detto in tanti, ma è uguale a quella di Norberto. È identica, proprio anche contemporanea, quindi stanno benissimo insieme. Solo che quella di Norbello, anziché nel cerchio, è nella maschera. Però comunque, visto che ci siamo, insomma. Dottoressa, il canale che scende da Campro non potrebbe essere quello che veniva qua? No, questo è come in uscita, direzione? non di entrata. Ah, è in uscita? Sì, questo è per svuotarlo. Quello di adduzione non... Di entrata non l'avete trovato? Probabilmente era più alto. Però, siccome la direzione viene qua, la Sì, fontana quindi è stata però- messa dopo lì, no? Sì, la fontana è messa dopo e poggia su una colonna, visto che stavamo parlando di colonne. Se colonna nascosta c'è, è quella. È una colonna. Comunque della colonna dicono che sia stata sepolta sotto l'acquedotto che hanno fatto poi per... Ma che tipo di colonna? Una colonna c'era, ma Questa- siccome c'è tanto di romano si Questa suppone... è una colonna presumibilmente romana, quella che regge la vasca, ed è molto profonda perché i gradini si accostano. È possibile che l'abbiano coperta per non far bloccare i lavori? Ma no, perché quella l'ho vista io, quella no. Ma quando hanno fatto il depositino su? No, quando sono stati rifatti i lavori qui. No, ma poi quando è stato fatto questo depositino è uscita questa storia della colonna Dopo. che è stata trovata, però è stata sepolta per non Ma far è bloccare stato i dopo, lavori. dopo gli scavi. Sì. Allora non è quella, per forza di cose. Quindi sotto quel deposito ci potrebbe essere questa ipotetica colonna da mettere nella lista dei controlli. La lista di quello che ci manca, la vetrina vuota. No, ma sicuramente è ancora delle lì. mostre, no? Sai che dei colleghi hanno fatto una bella mostra su dei reperti di un sito e li hanno esposti per bene e per male. E poi hanno fatto una vetrina e l'hanno lasciata vuota e ci hanno scritto: qui ci sarebbero stati i reperti che sono stati rubati. A immaginazione. Allora, abbiamo visto prima, quando parlavamo con la brevettina, che ci sono tante fasi. Questa è la fase più antica, quella romana del secondo secolo d.C., che comprende la vasca, la copertura a botte che doveva proseguire, vedete, uno degli archi, uno dei tanti archi. Questo è quello della copertura della prima abside. Questi sono i muri e la vasca è rivestita in mosaico che ha dei riquadri rettangolari alternativamente colorati e biancastri e che è stata restaurata almeno 2 volte semplicemente con decoccio pesto. Queste integrazioni che vedete sono aggiustamenti. Dopo l'uso romano come terma, quindi con la vasca che si riempiva d'acqua, che permetteva di scendere attraverso i gradini, tutto questo è stato riempito di pietre e terra molto molto pressate, costipate, fino a raggiungere un'altra quota. A quella quota è stato fatto il pavimento medievale, che copriva tutto. C'era l'altare qua, E qui c'era l'altare, San Luigi. solo che ci siamo accorti che per fortuna è rimasto un pezzo di pavimento medievale solo quando è stato smontato l'altare, perché in tutto il resto il pavimento medievale era stato distrutto per mettere delle mattonelle, mi pare fossero bianche e nere, che nell'ultimo pavimento. Quindi
tutta la parte precedente era stata smantellata e il pavimento sostituito. Dato che non era stato tolto l'altare, sotto l'altare si è conservato il pavimento medievale, che è questo. Quindi, quando c'è la fase medievale col pavimento in cocciopezzo, non c'è più la vasca e non si vedono neanche le strutture in mattoni perché è tutto intonacato, e nell'intonaco c'è la croce. La seconda fase romana è questa che abbiamo qui davanti a noi. Grazie. Allora, avete sentito finora? Sì. Allora posso continuare. Dicevo, qui abbiamo la seconda fase romana che è chiaramente innestata sulla prima. Qui vedete c'è ancora il risvolto della prima abside, e poi subito dopo inizia un'altra tecnica edilizia, che è questa, dove c'è l'alternanza di mattoni e di pietre in tufelli, come si dice, in piccoli conci. Ma anche questa non dura molto. Probabilmente, come dicevo, qui ci deve essere stato abbandono, probabilmente non ci stava più nessuno, non c'era cura, perché a un certo punto non ci sono più proprio lembi della muratura. Ecco qui, vedete che a un certo punto finisce e poi c'è tutta l'integrazione con un altro tipo di tecnica. Questa è la fase bizantina. La fase bizantina prende quello che era rimasto della fase romana, la integra con questa trachite verdastra e raccorda i bracci. Vi faccio notare l'apertura degli archi e la loro irregolarità, non ce n'è uno uguale all'altro. E poi a coronamento di questi due bracci e probabilmente anche di quello che restava della sala romana che c'era da questa parte, viene fatta la cupoletta di raccordo, anche questa che poggia su archi di apertura diversa, di dimensione diversa, che integrano cose diverse, e quindi è una bella soluzione confusa che dà poi una ricucitura generale molto, molto gradevole, molto funzionale, che poi cupola e archi si reggono benissimo tra di loro. Quindi nella parte in mattoni semplici romana di prima fase, secondo secolo, la parte in muratura con mattoni e pietre, fase romana, seconda fase romana di IV secolo, con cui si lega questa soglia col mosaico, col nodo di Salomone. E terza fase, quella bizantina, è quella che integra tutto con i conci di trachite. Conci di trachite che ci sono peraltro dove c'erano lacune anche nell'abside più antica. Prima di tutto il rifacimento si vedevano i blocchi che avevano integrato le lacune. Però la fase bizantina resta dubbia, perché subito dopo quest'atto, scusa, non so se riuscite a seguirmi, questa muratura alla quale si appoggia adesso questo braccio aveva dell'intonaco all'interno, quindi doveva essere libera sia da una parte che dall'altra. Quindi qui dobbiamo pensare che non ci fosse un aggancio, ma che questa parte fosse libera, o con un ambiente più ampio, ma fuori non ce n'è traccia, oppure con arcate, perché assolutamente questa parte qui, questa che è dietro al muro, e quella hanno l'intonaco, quindi erano libere. Quando sia stata aggiunta questa parte della chiesa non lo sappiamo, anche se il pavimento poggia tutto sulla fase romana, sulla prima fase romana, di cui ci resta quel pezzo di mosaico che c'è lì dietro. E fino a un certo punto, fino a dove ci porta il sole, fin qua c'è il solaio romano, molto duro, molto compatto, omogeneo da qui alla vasca. Questa parte invece, tra il punto più o meno dove sono io e la facciata, era vuoto ed era stata ricavata qui quella sepoltura con l'uomo, la donna e il bambino. Il braccio più dubbio di tutti è quello destro,
perché non ha nessuna possibilità di lettura per dire quando sia stato costruito. È aggiunto a tutto quello che precede. È assolutamente moderno, tra virgolette. Non ha stratigrafia, salvo il prefurnium, che è la parte dove si accendeva il fuoco per scaldare la terma, che occupa però soltanto poco più di un metro forse rispetto al mosaico, ed è stato ritrovato per intero. È una struttura quasi absidata anche quella, dove però finisce la parte archeologica. Quello che c'è al di là è tutta terra pulita, non ha stratigrafia, non ha niente, così come lo era la parte esterna. Quando sono state fatte gli scavi, perché si è deciso di mettere questo pavimento che ha nascosto tutto questo? Non c'era nulla da vedere se non il mosaico, perché del pavimento romano, una volta che era stato tolto il pavimento medievale in cocciupesto, che a sua volta aveva eliminato il mosaico, non c'era nulla da vedere, cioè era terra e pezzi di pietra e di lastre, non si conservava niente, perché quando hanno fatto il raccordo bizantino hanno nascosto il mosaico, in tutti i mosaici c'era forse un pavimento di calce. In fase medievale hanno strappato via tutto, tant'è che del mosaico resta solo quel pezzettino, e hanno messo il pavimento in cocciupesto. Quando hanno messo le mattonelle bianche e nere, hanno strappato di nuovo tutto, e quindi non era rimasto niente di apprezzabile. Per fortuna è rimasto quel pezzo di cocciupesto, è l'unica parte del pavimento medievale che è arrivata. E poi se usciamo da qui vediamo... Posso chiedere due cose? Certo. Io ho assistito abusivamente a questi scavi perché era proibito entrare qui, no? In effetti era tutto chiuso da queste lamiere. No, ma no. E lì non aveva il permesso. Dato dal comune. Mi ricordo che mio zio mi disse: guarda, vai a fotografare, la informo di cose un pochettino gravi che sono successe anche. Qui c'era l'altare di Santo Luisi, che era sormontato su una pietra così, con una scavalatura. Mio zio mi disse: vai a fotografarla, che non si sa mai perché queste cose, io vengo, la guardo, però domani, perché insegnavo lontano, quindi non ce l'ho fatta. Sono venuto il giorno dopo con la macchina, non c'era più la pietra. Ma io ho le fotografie di quando è stato smontato e io non ricordo una pietra di questa. Allora era già stata... Poi ho visto un operaio lì dietro, no, io dico cose che ho visto io, lì dietro che stava togliendo delicatamente la matta in cemento da quelle mensoline alla fine degli archi, no? Sì. Con una mazza così grande. Ma scusi, ma così rovina tutto quello che c'è sotto anche. Ma lì c'era l'autorizzazione a me? No, ma io sono di Bonarcado. Comunque li ha spacciati tutti, ci sono ancora, si vedono. Un'altra cosa, c'erano anziani da questa parte fuori. poco danno poteva fare. C'erano degli anziani fuori, no? Che hanno visto scoperchiare il tetto. Essi mi dicevano: ma cosa sono matti quelli lì? Se tolgono le tegole entra l'acqua. Infatti hanno fatto un conciopesto che non è stato saputo fare bene, perché dopo il conciopesto c'era l'umidità lì dentro, e ho filmato dove c'è proprio l'icona della Madonna che colava l'acqua così, quindi ha creato un'umidità che ha ulteriormente danneggiato la parte colorata di quell'icona. Adesso mi chiedo questo: questa struttura, come penso anche altre, lei non deve fare il suo lavoro, però forse più su di lei, è stata maltrattata non dal tempo ma dalla sovrintendenza. Penso di sì. Una cosa, che sovrintendenza sono due. Io non lei non comanda occupare della parte sì, però architettonica di restauro. Cioè, produrre un danno, però far aumentare l'umidità dentro la chiesa dopo i lavori di restauro. Allora, anziché dire che si è operato male, si va dalla sovrintendenza competente e si dice: guarda che nonostante tutte le buone intenzioni arriva l'acqua. Sono state mandate tanti di quelle foto, tanti di quelle documentazioni. Io adesso sono in pensione, non posso fare. Ma lo dico con sincerità, perché non... ai colleghi di farlo. Sì. Perché e soprattutto chi fa i lavori male devono pagare. Infatti
Penso che abbiamo Questo pagato. quando è successo? Quanto tempo fa? Perché io so come Si è tutto spaccato il concio-pesto, è stato stuccato dopo. È stato delle crepe. con la cena liquida, cioè tutta Ok. No, magari, grazie.